Ad oggi purtroppo prima di completare il lavoro con le valutazioni economiche e finanziarie di cui parlavo prima non siamo in grado di definire quanto costa l'autonomia. E questo perché le bozze sinora circolate che ho avuto possibilità di leggere illustrano soltanto un quadro generale di intenti che Il ministro del Sud, Barbara Lezzi, torna sull'autonomia durante l'audizione in Commissione parlamentare per le questioni regionali nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato, snocciolando articoli della Costituzione alla mano, modalità, materie, costi e criticità. Il ministro è partito da una premessa. dall'applicazione dell'articolo 116 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale. Sul tema del regionalismo differenziato, ha proseguito il ministro del Sud, attore essenziale è proprio il Parlamento, come detto anche dalla collega Erika Stefani, con delega agli affari regionali. Come Ministro, in considerazione dell'importanza di questo tema, sto lavorando da diversi mesi per rispondere alle condivisibili richieste di alcune regioni del Paese, nell'assoluto rispetto del principio di solidarietà che tutte le regioni devono osservare. Sul tema del regionalismo differenziato, attore essenziale è proprio il Parlamento. Parlamento dunque con un ruolo centrale di indirizzo alle Camere nei confronti sia dell'esecutivo statale che dei governi regionali coinvolti nelle intese da sottoscrivere. Questo perché le richieste di autonomie previste nel contratto di governo devono essere accolte, senza però che questi rappresenti uno strumento per favorire alcune regioni a scapito di altre. Il completamento del suo iter non dovrà in alcun modo comportare un surplus fiscale trattenuto dal Nord.